chiude il suo anno e riparte istantaneamente da questo pareggio, 18 punti in classifica, un manipolo di giovani lanciati per puntare a un futuro certamente più radioso. L'ultimo ostacolo dell'anno si chiama Bacchia Cesenatico, con la gara che viene diretta da Mazzanti della sezione di Imola. Con le immagini del nostro Vittorio passiamo a vedere le azioni salienti del match. Il primo pericolo è creato da due migliori finalizzatori del Bacchia. Lorenzini appoggia per Mazzarini, il tiro del numero 10 termina di pochissimo al lato. Reazioni dei verdi guidati da Mancini, sterile e comoda presa in questo caso per Fabbri. Punizione invece insidiosa quella battuta da Braschi, Barbanti fa buona guardia. Gli uomini di Mancini sprecano una grossa chance sotto rete guidando la reazione del Bacchia, che si fa nuovamente pericoloso con questa conclusione di Guagnelli bloccato in due tempi da Barbanti. Nella ripresa gli ospiti ci provano sempre da calcio piazzato, ma il tiro di Fiaschini è una comoda presa per il portiere di casa. Istantaneamente viene fuori alla distanza, Andrea Blighi vede prima murata la sua battuta da calcio piazzato, sulla ribattuta centra un'incredibile traversa. I verdi prendono fiducia e insidiano la porta di Fabbri, costretto a rifugiarsi nella prima occasione in corner. Poco dopo è la volta di Antonelli, questa volta il portiere ospite blocca senza patemi. Si rivede Bacchia, Mazzarini centra la traversa pareggiando i legni del match. È la volta di Braschi con il numero 4 che sfiora la marcatura. L'ultima azione degna di nota porta al gol annullato per offside a cura di Mazzantini. 0-0 in finale, risultato alla fine giusto.